Il territorio della Pedemontana è falcidiato da un'ondata di furti che mai come quest'anno sembrano essere sincronizzati e capillari. Colpiti praticamente tutti i comuni: Bassano, Colceresa, Pianezze, Nove, Cassola, Rossano Veneto e marginalmente anche Marostica. A Cartigliano più che i ladri a colpire sono stati i vandali, con episodi di imbrattamento, di saccheggio delle tombe al cimitero e di rifiuti abbandonati lungo i sentieri del Brenta. Episodi sporadici a cui l'amministrazione ha deciso di rispondere con l'intensificazione dei controlli e delle telecamere. Dopo quello che è successo e che anche voi avete testimoniato tramite la vostra rete TV, abbiamo reagito, abbiamo appunto installato 4 telecamere in piazza e ora ne installeremo una nella Barchessa Nord e una nella Barchessa Sud di Villa Morosini il Cappello, e sono già state installate anche 2 telecamere al cimitero. Sono telecamere ad alta risoluzione, ad infrarossi, perché in qualche modo dobbiamo contrastare gli ultimi spiacevoli episodi che sono successi anche qui a Cartigliano. A questo va aggiunto un altro problema a cui l'amministrazione conta di porre rimedio, quello dei parcheggi selvaggi in piazza e dei paletti paracarri. Anche perché ci hanno già distrutto 10 paletti che adesso andremo a sostituirli. Saremo molto più severi anche sotto questo aspetto. Dobbiamo abituare le persone nel fargli capire che Piazza Concordia è nuova, c'è un nuovo modo per viverla e soprattutto dobbiamo tutelare i pedoni, visto che parcheggiano di solito nelle aree pedonabili. Altra cosa molto importante è che a breve saranno installate anche le fototrappole lungo il fiume Brenta in accordo con ETRA per contrastare anche quel brutto fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.